Da Bari abbiamo Annibale. Allora, un pizzico di Puglia con Bollenti Spiriti. Spiegaci perché Bollenti Spiriti, è un nome che incuriosisce. Allora, buongiorno a tutti, Bollenti Spiriti, tengo il microfono? Sì. Bollenti Spiriti è il programma delle Regioni Puglia per le politiche per i giovani. Questo significa che la Regione Puglia è l'unica regione d'Italia che ha fatto una scelta molto coraggiosa, molto impegnativa, non di fare un progetto per i giovani, ma di fare un programma, cioè una serie di iniziative anche piuttosto importanti, con un elevato livello di investimento, per un obiettivo molto molto importante: far partecipare i giovani alla vita attiva della società pugliese, della società, della cultura, dell'economia, insomma, come dire, rendere i protagonisti. Però non mi hai ancora detto perché Bollenti Spiriti, io te lo richiedo, perché questi spiriti giovanili sono bollenti, hanno voglia nel senso che hanno voglia di partecipare, hanno voglia di essere coinvolti, di essere inseriti in quelle che sono le decisioni politiche della regione? Beh, anzitutto non è soltanto un problema di decisioni politiche, perché partecipare vuol dire prendere parte, non vuol dire necessariamente co-decidere. Non c'è un'assemblea dei giovani. Partecipare vuol dire lavorare, vuol dire creare, vuol dire fare impresa, vuol dire fare arte, vuol dire fare cultura, creatività, è tutto un pezzo del prendere parte. Noi crediamo che per prendere delle decisioni insieme bisogna prima essere coinvolti attivamente nella vita, altrimenti, come dire, si resta ai margini e infatti molto spesso i giovani non hanno voglia di essere coinvolti. Seconda cosa, perché Bollenti Spiriti? Te lo dico subito, perché l'accento sullo spirito. Come dire, i giovani non esistono, non sono una categoria uniforme, non è perché uno ha 25 anni vuole la stessa cosa o ha gli stessi sogni, desideri, aspettative di un altro che ha 25 anni, insomma è molto, molto vecchia come idea. Allora l'idea è questa: cerchiamo di far emergere le risorse latenti, cioè chiediamoci quanti sono e chi sono i giovani pugliesi che hanno per esempio un'idea in testa, che hanno una gran voglia di far succedere in Puglia per esempio quello che hanno visto all'estero, in altre parti d'Italia, oppure che sono nella loro terra, la amano, vedono per esempio, non so, un bene culturale inutilizzato. Gli vogliamo dare un'opportunità concreta per essere miglioratori del mondo che li circonda? Allora, ti chiedo subito un esempio concreto di questo, cioè nel senso attraverso Bollenti Spiriti, fammi un esempio concreto di come utilizzate le nuove tecnologie, internet come portale, come piazza virtuale per condividere la vostra partecipazione, tu hai posto l'accento su questo, giovanile e appunto, non lo so, attraverso social network, attraverso dei blog, attraverso un qualcosa che avete realizzato voi o alla quale avete partecipato come giovani, come Bollenti Spiriti, vi chiamo così ormai. Allora, una risposta alla volta. Tanto per cominciare, Bollenti Spiriti usa le tecnologie, ma li usa in una maniera molto naturale. Non è un progetto tecnologico. Quando si parla di partecipazione, la tecnologia è soltanto uno strumento. Sullo sfondo, sì, la tecnologia è sullo sfondo e non deve essere protagonista. La tecnologia è come il telefono, anche è uno strumento. Noi le chiamiamo politiche giovanili 2.0, richiamando il concetto di Web 2.0, ma soprattutto perché abbiamo bisogno di fare delle nuove politiche in cui la tecnologia è soltanto un sistema per metterla in atto. Un esempio concreto, un progetto che si chiama Principi Attivi, è un investimento di 10 milioni di euro in cui noi abbiamo detto con delle regole molto semplici ai giovani pugliesi: se avete un'idea, avete meno di 32 anni, la sentite di realizzarla in un anno di tempo, vediamo fino a 25.000 euro a fondo perduto per provarci, per realizzarla, per iniziare. Però dovete convincerci che questa cosa, che la sapete fare, che ha un impatto, ha un senso e che questa cosa ha un impatto. In questo momento, quindi l'invito a chi ci ascolta è di andare sul sito di Bollenti Spiriti, perché noi non solo abbiamo finanziato queste 420 idee. Andate su Google e digitate Bollenti Spiriti perché esce subito, perché abbiamo diversi milioni di click, insomma è un posto molto visitato. E c'è anche un social network, una comunità, però la cosa importante è che queste persone stanno realizzando questi progetti, però non sono dei titolari di un finanziamento, sono una comunità di persone che stanno lavorando per migliorare il posto in cui vivono. Per cui, insomma, detto con uno slogan, non è che come al solito ci chiediamo che cosa possiamo fare per i giovani e guarda un po' i giovani non sono mai interessati a cosa gli propongono le istituzioni. Noi ci stiamo seriamente chiedendo cosa possono fare i giovani per noi, per la comunità nella regione in cui viviamo. Questa è la scommessa. Quindi questa è la tua idea di demotopia, di democrazia attraverso la tecnologia? Questa è un'altra domanda ancora, anche questo in un flash.
Se noi coinvolgiamo diverse migliaia di ragazzi in qualche cosa di molto tangibile, di molto pratico che li mette in gioco, li aiutiamo a entrare nel cuore della società e quindi nella politica. Quando tu sei veramente parte di qualcosa, poi a questo qualcosa gli vuoi bene e quando vuoi bene a qualcosa non accetti che qualcun altro decida per te. Da lì si deve partire poi per inventarsi dei sistemi, per nuova democrazia digitale, però noi adesso non stiamo ragionando, come dire, su come far votare le persone da casa, noi stiamo ragionando su come creare capitale sociale, delle relazioni di fiducia tra di loro e con l'istituzione. Noi vogliamo che i giovani tornino a volere un po' bene alle istituzioni.